Siamo qui perché vogliamo manifestare il nostro presente dissenso. Siamo venuti per dimostrare al sindaco che ci sappiamo mettere la faccia, che non siamo solo leoni da tastiera, e stamattina, forse per deformazione professionale, pensavo che quando c'è un'opera d'arte chiunque cerca di appropriarsi dell'opera. Per quest'opera d'arte noi abbiamo avuto soltanto disconoscimenti. Non sappiamo ad oggi chi ha realizzato questa opera d'arte. Quindi noi vorremmo solo sapere il nome, per andarlo a ringraziare magari, per capire perché, per farci spiegare la dinamica, la plasticità delle figure. Ci sarà certamente una ragione che ha portato a questa figura. Noi vorremmo sapere qual è l'intenzione dell'artista, qual è la volontà dell'artista, cosa ci vuole rappresentare quest'artista. Ci dicano chi l'ha fatta. Io volevo sottolineare due cose. Intanto noi, questi quasi 500 personaggi che abbiamo firmato la petizione, non vogliamo assolutamente contestare qualsiasi lavoro di intervento di riqualificazione urbana o di pulizia o di arredo, quanto si voglia. Noi stiamo qui solamente protestando per il metodo che si continua a usare quando il Comune realizza con poche risorse, che ogni volta dicono che hanno poche risorse, ma ogni volta che il Comune realizza qualcosa usa dei metodi veramente così empirici, così scadenti, che veramente la gente si è stancata. Questa targa va rimossa, anche perché nessuno ancora sa chi l'ha realizzata. Questa targa non rappresenta Agrigento, questa targa non è assolutamente un'opera degna di essere messa nel salotto buono di questa città. Tanti potrebbero pensare che ad Agrigento ci sono problemi più importanti come la spazzatura dovunque, le strade piene di buche, il degrado dappertutto e tantissimi altri problemi, però questa targa in ceramica che è stata realizzata con soldi pubblici e quindi gli agrigentini hanno tutto il diritto di chiedere che venga rimossa. Per questo circa una settimana fa abbiamo creato una petizione online che in sole 7 giorni ha raccolto 457 firme, quindi ci sono stati 457 agrigentini che hanno messo nero su bianco il loro nome per chiedere che venga rimossa. Quindi cosa chiediamo al sindaco? Al sindaco chiediamo che venga rimossa ed eventualmente sostituita con qualche altra targa che rappresenti meglio lo stemma della nostra città.